Buonasera amici di GD Ferro Team. Questa sera ci troviamo a Villa Baretta, a Legnaro, in provincia di Padova, per la 4ª selezione di Miss Aurora. Le Miss sono tutte pronte, i giurati sono seduti, quindi che dire, andiamo a conoscerle. Ora siamo qui con la nostra Miss Aurora in carica, Beatrice. Buonasera, buonasera. Un nome e una garanzia, oserei dire. Comunque. Perché abbiamo lo stesso nome. Esatto. Beatrice, siamo quasi giunti al termine. Ti senti pronta a cedere la tua corona, la tua fascia? Nata pronta, però un po' sono triste, però allo stesso tempo sono contenta perché passerò la fascia a una bravissima ragazza e sicuramente bellissima, quindi sono molto contenta per la futura Miss Aurora. Che cosa ti sta lasciando di più Miss Aurora? Che vi abbiamo seguite dall'inizio fino alla tua eliminazione, abbiamo seguito un po' tutte le tappe del tuo percorso, quindi cos'è che ti sta lasciando di più questa avventura? È stata una bellissima esperienza, questa è la cosa che dicono tutti, però lo dico veramente perché con Manola ce n'è sempre una nuova, nel senso lei organizza, sicuramente sono certa che si fa in 4 ogni volta per proporci cose nuove e dà molte soddisfazioni sia a noi e soprattutto a lei. Grazie Beatrice, noi non vediamo l'ora di vederti anche questa sera che sfilerai con gli abiti, con i gioielli, quindi siamo tutti quanti pronti per vederti, ti lasciamo andare a preparare allora. Esatto, adesso scappo. Continuiamo a vedere un po' questo dietro alle quinte. Io ora mi trovo con Giorgia Pianta che questa sera sarà una dei giurati. Buonasera cara. Certo, buonasera, ciao. Allora, Giorgia, la nostra Giorgia qui presente, conosce già Manola, non è che è venuta qua a fare la giurata così. Dici un po' Giorgia, raccontaci un po' com'è nata questo amore con la Manola. Allora, io ormai da 9 anni, parlavamo prima che la conosco, quindi molto tempo, però diciamo che c'è stato subito feeling tra me e lei, ci siamo capite subito, abbiamo le stesse idee, quindi ci siamo trovate subito super bene, ci siamo conosciuti ovviamente nell'ambito dei concorsi, ho anche fatto il suo concorso, ho vinto Miss Venezia Moto nel 2017. Wow, che ormai è praticamente una vita fa. Ormai mi sento vecchia. Non dirlo a me. Quando vedo queste giovani ragazze che mi girano intorno, poi penso alla mia di età e dico va bene, ok, vado a casa perché ormai l'orario è quello che è. E dimmi un po', come mai sei tornata qui? Beh, alla fine a me fa sempre piacere, è sempre stato una cosa che ho voluto fare da piccola, mi piace ancora comunque mantenere un po' la mia vita dentro i concorsi alla fine, anche se non li faccio più, però mi piace comunque sempre essere presente. Posso dire che comunque una volta che entri e fai il primo concorso ti rimane tutta la vita. Certo. Rimane sempre lì, è un'emozione continua anche quando vedi, per esempio quando vedo le altre ragazze sfilare, per me è sempre un'emozione. Sì, penso alla mia prima volta. Certo, sempre bellissimo. Propositi per il futuro? Non diciamo troppo amici. Non diciamo troppo, però comunque vorrei continuare con il mondo della televisione. Ah, eccolo là. Quindi amici, noi abbiamo conosciuto la nostra bellissima Giorgia, ora la lasciamo perché deve assolutamente andare a votare queste bellissime Miss. Certo, non vedo l'ora. Ciao Giorgia. Ciao, grazie mille. Le nostre finaliste 2023, Beatrice Gelanin, Miss Aurora 2023, Giulia Ballan, Miss Vici Maria, Domenica Palacara, Gaia Pallonato, Miss Brighe Conciatori e Giulia De Battista, Miss Fashion Food. E con loro vi do il benvenuto alla 4ª selezione di Miss Aurora. Ben arrivati, buonasera a tutti, ben arrivati a Villa Baretta che anche questa selezione ci ospita con grande entusiasmo e soprattutto con l'eleganza di questo palazzo meraviglioso. Io farei un applauso ancora alle finaliste che vedremo poi anche nell'arco della serata, perché non sarà solo un concorso ma sarà anche un'occasione di scoprire di nuovi brand, quindi parleremo anche di moda.
ma ovviamente questo concorso, giunto come vi dicevo alla quarta selezione, Miss Aurora, organizzato da MT Eventi Manuela Tabacco. Facciamo un applauso alla nostra meravigliosa Manuela del 10 che sta preparando ovviamente anche psicologicamente queste ragazze, perché alcuni di loro sono la prima esperienza, quindi avranno bisogno anche del vostro sostegno. Quindi grazie ovviamente a Manuela, grazie a tutto lo staff e grazie ovviamente ai partner preziosissimi, lo diciamo sempre, senza di loro sarebbe tutto molto più complicato. Quindi ringraziamo davvero di cuore i nostri partner, poi ne parleremo meglio durante l'arco della serata, quindi grazie al Consorzio Ville Venete, Vetreria Lavai, DR, Fashion Food, Rialto, grazie all'Ash Studio, Francesca Simoni Abbigliamento, Aliem, Moni Boutique, Grafiche Pizzinato, Samudra Wellness, Well Balance, Joscheo, Mitril Gioielli, MD Portamento, Venezia Moto, Natalia Lungard Base, Elena Velato che è la nostra stilista ufficiale, LP Maison che tra l'altro ha curato le nostre ragazze e la rivedremo anche con tutto lo staff nella finalissima di Miss Aurora insieme a Carlotta Meo, quindi saranno meravigliose preparate da questi staff di professionisti. E infine Academy Model Management, quindi un applauso veloce ovviamente per questa carrellata che abbiamo fatto dei nostri partner. Vi spiego brevemente come si svolgerà questa serata. Allora ci saranno due uscite, la prima in abito elegante, la seconda in bikini. Nella prima uscita la giuria si esprimerà con un voto visivo, quindi avranno delle camere a disposizione, nella seconda invece il voto sarà segreto, quindi fino alla fine non sapremo chi si aggiudica questa sera il titolo di più bella ovviamente di questa quarta selezione, ma ovviamente avremo anche altre fasce che assegneremo. E quindi noi siamo pronti. Le ragazze sono qui, vero Beatrice? Sono anche Beatrice, fatti vedere Beatrice. La nostra Bea, Jennifer Team e la nostra Marini sono in fondo. Sono pronte, sono cariche. Allora pubblico, loro sono cariche, noi abbiamo bisogno, anzi loro hanno bisogno di voi e quindi vogliamo sentirvi belli e attivi. Iniziamo quindi con l'uscita in abito elegante dalla numero 1, Ilenia Brancatelli. Andiamo avanti con Federica Lazzar, la numero 2. Continuiamo con la numero 3, Alice Pastrello. Giorgia Scandapurlo. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and E hoping. continuiamo con la numero 5, Eleonora We can't see the Filippi. end, but we'll see it through.
times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly E andiamo avanti con la numero 6, Elisa Canziani. love the world, but keep the sky on your mind. Get on board. We're soaring on top of the world. Flying. Get on board. We're soaring. Andiamo avanti con la numero
what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Can't believe it's true, I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. But man, I can't believe it's true, I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be E andiamo avanti con la prossima, è Irene Magas. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Vittoria Colin. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Un applauso anche per Vittoria Colin. E allora la prima uscita con l'ambito elegante l'abbiamo conclusa. Adesso ragazzi sono già prontissime però per la seconda e ultima valida per il concorso, ovvero per l'NT. Quindi se nella prima uscita avevo potuto vedere anche i voti della nostra giuria, adesso la nostra giuria abbandona le case per prendere carta e penna e segnare il loro voto segreto. Ovviamente nella prima uscita è stata valutata la bellezza, l'eleganza, il comportamento delle ragazze. In questa seconda uscita si va a vedere anche il loro sorriso e la loro fisicità. La nostra giuria è pronta, le nostre ragazze anche, quindi ricominciamo dalla numero 1. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide. Always
rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Grazie a Vittoria Colin che va a chiudere anche questa seconda uscita in bikini. Come sono queste ragazze? Bellissime, bellissime, sarà molto difficile penso per la nostra giuria che adesso si può rilassare. E allora le accogliamo ancora con un grande applauso tutte le nostre 20 ragazze che questa sera hanno partecipato alla quarta selezione di Miss Aurora. La quinta classificata, Miss Venezia Moto. Miss Venezia Moto riceve uno sconto del 50% da Art Face, un premio Suki Shop, un bikini Foolish, un premio Alien. Quinta classificata, Miss Venezia Moto è Vittoria Molina. Quarta classificata, Miss Lash Studio è numero 17, Nina Jankovic. Miss Felicità, terza classificata è la numero 14, Arianna Lontani. Seconda
numero Miss Fashion Food, fascia speciale Miss Fashion Food è la numero 13, Gaia Casagrande. Miss Villa Baretta, premiare abbiamo la nostra Miss in carica Beatrice Geraini che tiene tra le mani lo scettro. Giorgia invece consegnerà la corona e Sora consegnerà i premi. Grazie ovviamente a Villa Baretta per averci ospitato anche in questa selezione e poi verrà fasciata da Giulia. Miss Villa Baretta è la numero 4, Giorgia Scalaburo! Partecipare. E allora io vorrei ancora una volta ringraziare il nostro staff, grazie Pier, grazie ancora a tutti voi per essere stati qui in questa quarta sessione, complimenti alle nostre miss, grazie mille, grazie a Enrico, grazie a Mario Monetti, grazie a Lea, grazie ai nostri grandi Giulia e noi ci vediamo al prossimo appuntamento con la bellezza senza targato Miss Amara, grazie Manuela Marco! Come potete ben vedere qui alla mia sinistra, la nostra serata si è conclusa e abbiamo la nostra Miss Villa Baretta. Ciao. Ciao. Chi sei? Come ti chiami? Da dove vieni? Presentati. Ciao, allora io sono Giorgia Scantamburlo, ho 14 anni, compiuti da poco, faccio la terza media ancora. Il prossimo anno mi piacerebbe andare a studiare costruzione, ambiente e territorio e il mio sogno è quello di diventare una modella per brand importanti. Ti aspettavi di avere la corona questa sera? No, in realtà no, non mi aspettavo di vincere la corona, ma sono molto contenta e molto soddisfatta. Sì. Sì, A chi dedichiamo questa vittoria? voglio dedicarla alla mia mamma perché grazie a lei sono riuscita a vincere questa corona perché mi ha portato, mi ha comprato i vestiti e tutte queste cose. Grazie mamma, grazie mamma. Sempre merito della mamma, ragazzi, qua non c'è E niente del da papà, fare. dai, anche del papà. Dai, mettiamo in mezzo anche il papà perché altrimenti si sente troppo escluso. Esatto. Va. Ma il papà ha guidato fino a qui. Non lo so. Ha guidato fino a qui il papà? Sì, allora il papà ha guidato, a posto. Bene, ce l'abbiamo. Io ti saluto, ci vediamo in finale. Grazie mille, buona serata. Procediamo con la nostra seconda classificata, Miss MT Eventi, che già abbiamo visto sui nostri schermi. Ma per chi non si ricordasse chi sia, presentati. Allora, ciao a tutti, mi chiamo Irene Masgras, ho 17 anni e vengo da Resana, in provincia di Treviso. Sono una studentessa di
ragioneria e nella vita voglio fare la modella, specialmente per brand molto alti, molto pregiati. Molto importanti. Sì. Insomma. Sogniamo un po' la Milano Fashion Week. Sì. Qua abbiamo sogni importanti, amici, lo sapete già benissimo. Noi ti salutiamo, ti vediamo in finale. Sì. E ora siamo qui con la terza classificata, Miss Telecittà. Ciao. Ciao, Chi sei? allora sono Arianna Ronzani, vengo da Sarcedo, che è un piccolo paesino in provincia di Vicenza e ho 19 anni, quest'anno 20, aiuto. Non guardarmi con quella faccia che io ne ho 24, sai qua io sono in mezzo a voi, mi sento troppo vecchia. vecchia, mi sento Sì, troppo sì, vecchia. goditeli finché ci sono, Mi guarda che sento troppo corrono vecchia. dopo. Corrono, sì sì. E niente, ho iniziato un mese fa a partecipare ai concorsi e ho provato questo nuovo concorso e è andato Come bene. ti è sembrato? Molto bello, mi sono divertita, le tempistiche giuste, quindi insomma tutto perfetto. E quindi vedremo anche lei in finale, insomma, cari amici. Ciao. Grazie. Ciao. Ora sono qui con la quarta classificata Miss Lash Studio che prima mi ha guardato e mi ha detto no ti prego, ti scongiuro, no, e invece lei è qui e l'ho fatta venire qui. Buonasera. Buonasera, Lei è? mi chiamo Nina Jankovic, ho 20 anni, sono da Castelfranco Veneto. Mi piace partecipare a questi concorsi perché è sempre una bella occasione per fare tante belle amicizie, ci si diverte e sono anche felice di aver preso la fascia, insomma. Cosa fai nella vita? Sogni nel cassetto? Sogni nel cassetto, io vorrei prendere una laurea in architettura, però vorrei continuare anche a fare la modella contemporaneamente. Allora, Speriamo. guarda, io sono laureata in lettere, ora sto facendo una magistrale e lavoro con GD Ferro Team. Quindi si può benissimo conciliare entrambe le cose. Beh, speriamo Basta bene. avere tanta forza di volontà, essere fissi sui propri obiettivi. Ci proverò in tutti E i dopo modi. il tuo no ti prego, tu sai, al finale sarai sotto il mio comando, sotto il mio torchio, ti guarderò così anche se sei più alta di me, non mi interessa. Adesso ho paura. Esatto, brava, fai bene. E ti vediamo in finale. Grazie mille. Quinta classificata Miss Venezia Moto, sono sempre più alte queste ragazze, sono sempre più giovani perché lei è? Vittoria Bonin, vengo da Castelfranco Veneto e ho 18 anni. Io avevo 18 anni una vita fa. Cosa fai? Sono ancora in quinto superiore, a breve la maturità, speriamo bene. Evviva! La vedo molto contenta! E niente, sono contenta perché non avevo partecipato ad altre sfilate, quindi Era la prima. molto bene. Vedi la fortuna del principiante, vedi talvolta! E, Sogni nel cassetto, idee, opinioni? Fogli di faccio giornale. di solito shooting, quindi vorrei continuare appunto magari per brand più importanti E ti vedremo Sì. in finale. Giusto? Spero. E la vedremo in finale. Ciao. Grazie. Fascia speciale Miss Fashion Food a Gaia Casagrande. Buonasera. Buonasera. Lei è? Gaia Casagrande. Sì, grazie. Meno male. Perfetto, l'unico nome che mi ricordavo. Lei è nel senso di cosa fa nella vita, pensieri, opinioni, viaggi, libri, fogli di giornale. Allora, ho 19 anni, frequento il liceo artistico e mi piacerebbe lavorare soprattutto nel mondo della grafica ma anche nel mondo della moda. Conciliamo le due cose. Qua Sì, nessuno ha mai detto che si fa uno o l'altro. Esatto. Siamo contenti di questa fascia Sì, stasera? contentissima, non me l'aspettavo. Sono contentissima. Bene Gaia, allora anche te ti vedremo in finale. Sì. E con Gaia io vi do la buonanotte, ci vediamo alla prossima selezione. Mi raccomando, iscrivetevi, continuate a seguirci sui nostri siti, sui social, eccetera, eccetera. E noi ci vediamo alla prossima selezione. Ciao! Ciao!